Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Rieccoci di nuovo insieme anche per questo mercoledì con il consueto appuntamento settimanale di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La consueta trasmissione che parla di calcio dilettantistico e come al solito i riflettori sono puntati sul campionato di Serie D e anche sui due gironi del campionato di eccellenza. Una puntata credo abbastanza interessante perché abbiamo ospite all'interno della nostra trasmissione il difensore del Canicattì Dario Conti, che salutiamo e che ringraziamo. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Che bella partita che avete fatto domenica contro il Catania, complimenti. Non c'è stata neanche una barricata, ve la siete giocati soprattutto nel primo tempo, siete soddisfatti? Sì, noi siamo soddisfatti della partita che abbiamo fatto. Siamo andati lì e ce la siamo giocata, poi loro sono venuti fuori, ma hanno tanta qualità, hanno la panchina, soprattutto i cambi loro hanno inciso. Tra l'altro, insomma, sottolineiamo anche che la vostra rosa è una rosa giovanissima, avevate praticamente una panchina intera di under e questa certamente fa una differenza considerevole nei confronti di una squadra che, come tutti ben sanno, hanno una rosa considerevole, no? Sì, questo pure fa la differenza, però noi, tutti gli under che abbiamo in panchina comunque sono tutti ragazzi validi e hanno detto la loro. Tra l'altro adesso questa sconfitta non pregiudica quelli che sono i vostri obiettivi, ne parlavo qualche giorno fa anche con mister Bonfatto, l'obiettivo è quello di salvarvi, no? Assolutamente, il nostro obiettivo è raggiungere il prima possibile la salvezza. La partita che dovevamo vincere non era questa qui di Catania. Certo, certo. Ora già stiamo preparando la partita contro la Mariglianese. Su chi fate corsa? Proprio contro la Mariglianese e qualche altra squadra? Sì, ci sono altre squadre che comunque hanno l'obiettivo di salvarsi e noi però pensiamo a noi stessi e cerchiamo di fare punti partita dopo partita. Avete visto giocare questo Catania perdendo purtroppo 3-0 ed è un Catania che praticamente è pronto adesso domenica per giocarsi il big match, anche se insomma sono 10 punti di distacco contro l'FC Lamezia Terme. Secondo te un pronostico? Che Catania vedremo domenica prossima alla Lamezia Terme? Ma secondo me il Catania comunque andrà lì e andrà a vincere. Secondo me Ha la potenzialità. Sì, sì, c'ha le qualità per farlo e sono convinto che andrà lì a fare una grande vittoria. Bene, a questo punto guardiamo i risultati delle partite che si sono svolte domenica. Si è giocata all'11ª giornata, guardiamo subito il tabellino degli incontri. Catania batte Canicattì 3-0, FC Trapani batte Santa Maria Cilento 2-1, Licata Calcio batte Città di Aciriale 1-0, Castrovillari batte Paternò 3-1, Ragusa Calcio batte Reale Versa 1925, San Luca e San Cataldese 0-0, Cittanova batte Mariglianese 1-0, Vibonese Calcio FC Lamezia Terme 1-1 ed infine Locri 1909 batte Città di Sant'Agata 2-1. Aspettando il big match di domenica, guardiamo la classifica dove svetta il Catania di Ferraro con 31 punti, 21 punti FC Lamezia Terme, 20 punti Vibonese Calcio, 18 Locri 1909, con 17 Ragusa Calcio, 15 punti per Real Aversa, Castrovillari, FC Trapani e Licata, insieme alla Città di Sant'Agata. 13 punti per il Paternò, 12 punti Santa Maria Cilento, San Luca e Canicattì, 11 punti per il Città di Aciriale e la San Cataldese, chiudono il Cittanova con 8 punti e la Mariglianese con 3 punti. Si ritorna in campo domenica, guardiamo il tabellino degli incontri. Canicattì Mariglianese, Castrovillari FC Trapani, Città di Aciriale Vibonese Calcio, Città di Sant'Agata Paternò Calcio, Cittanova Locri 1909, FC Lamezia Terme Catania, Santa Maria Cilento Ragusa Calcio, Real Aversa 1925 San Luca ed infine San Cataldese Licata Calcio. Prima di vedere gli highlights sulla vittoria del Catania, un'altra domanda al nostro ospite Dario Conti. Tra l'altro Dario ha iniziato la stagione a Ragusa e poi dopo c'è stata questa chiamata del Canicattì. Probabilmente l'idea di sposare anche un progetto giovane ha fatto colpo su di te. Sì, assolutamente. Io quando ho ricevuto la chiamata del Canicattì non ho esitato e abbiamo trovato subito l'accordo e sono Ed è andato lì. andata, Sì. ed è andata.
Bene, adesso come annunciato poc'anzi ci guardiamo gli highlights, vittoria 3-0 del Catania contro il Canicattì. I nostri avversari sperano sempre in un passo falso nostro per avere la speranza di, lo dicevo prima ai colleghi, questa speranza noi non la dobbiamo dare e dunque da martedì si pensa alla Mezia, si pensa a fare il risultato e a mettere fieno in cascina a distanza dalla seconda in modo che così in modo da poter festeggiare questa benedetta promozione. Bisogna anche dar merito agli avversari. All'inizio diciamo che si parte da 0-0 e sono freschi, sono concentrati, sono attenti, dunque tutte queste cose poi alla lunga credo che vadano a scemare, no? Poi con tutto il rispetto i nostri cambi danno qualità, freschezza, dunque questo ci aiuta tantissimo. Però giocare qua da avversari è normale che ti dà quella carica, quell'importanza. Oggi ho visto gli avversari, soprattutto i giocatori più esperti, tra virgolette, divertirsi, dunque si sono goduti il momento, loro non hanno nulla da perdere, dunque vengono qui e provano a volte anche delle giocate che probabilmente domenica prossima non faranno perché gli interessa più il risultato. Forse cosa non è piaciuto proprio è qualche ripartenza che abbiamo subito nel primo tempo, dovuta non tanto all'errore tecnico che ci può stare, ma al fatto che non abbiamo riaggredito la palla. E cosa mi è piaciuto? Vedendoli da più vicino, forse mi è piaciuta la tranquillità con cui i ragazzi riescono a gestire ai momenti anche quelli più brutti. E questo dà la dimostrazione che forse quelli più agitati siamo noi in panchina o chi non è in campo. Per me è stato importante ripartire da Catania e sono molto contento. Noi andiamo lì per fare la nostra partita, per battagliare sicuramente e vogliamo fare il risultato noi. Giocare al Massimino, l'ho già detto in qualche intervista, è una cosa straordinaria. Giocare con 15.000 persone ti viene la voglia di giocare, di dare il massimo per questa maglia. In Serie D non è mai facile, sono squadre che comunque si chiudono dietro, altre che invece giocano bene, non è mai facile. Siamo stati bravi noi che comunque a vincere tutte le partite, che non è niente facile, nessuno ti regala niente. E parliamo adesso dell'FC Trapani che vince in casa contro il Santa Maria Cilento. Un inizio di stagione preoccupante per il Trapani, adesso stanno cercando pian pianino di recuperare questi punti che potrebbero insomma far ritornare nei pronostici iniziali di stagione questo Trapani nelle zone alte. Certo è sempre più difficile con il campionato in corso. Il campionato in corso è sempre più difficile, però comunque il Trapani ha i giocatori per risalire la classifica e sono convinto che pian piano riuscirà a risalire. Guardiamoci gli highlights, 2-1 nei confronti del Santa Maria Cilento. Sconfitta in rimonta per la Polisportiva Santa Maria al Provinciale di Trapani contro i padroni di casa. Ritorno amaro per mister Di Gaetano. Pronti e via e subito la squadra di casa pericolosissima sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Mischia nel cuore dell'area di rigore, si salvano i cilentani allontanando poi la sfera. Il Santa Maria al primo affondo trova il vantaggio. Tandara viene prima anticipato, resta in possesso della sfera, scarica per Mancini, restituisce il favore e il diagonale dello squalo è imprendibile per il portiere della Trapani. Giallorossi in vantaggio. Subito la reazione del Trapani con un colpo di testa di Gonzales alto sopra la traversa. Pallone dentro per Mokulu, bravo qui greco a leggere tutto in uscita. Sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato, la formazione di casa è insidiosa, ma il Santa Maria allontana e a campo aperto sfiora il 2-0. Ielo viene anticipato sul più bello. Poi Bonanno trova ancora i guantoni del portiere di casa. Il Trapani insiste sull'out di sinistra, la conclusione di Civilleri è da dimenticare. Ferrigno anticipa il suo diretto avversario, entra nel cuore dell'area di rigore, ma sul più bello viene fermato regolarmente dai padroni di casa. Il Trapani ci prova ancora. Nella parte centrale del match Civilleri vince un contrasto, poi il pallone viene allontanato.
Mukulu nel cuore dell'area di rigore, arriva ancora Civilleri, la conclusione respinta da Greco, poi ancora Civilleri trova i guantoni del portiere giallorosso. Nel finale del primo tempo ancora Civilleri calcia alto sopra la traversa, poi il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla formazione di casa per questo atterramento ai danni di Kosovan. Dagli 11 metri Falcone non sbaglia per l'1-1 con cui si va al riposo nel primo tempo. Il Trapani ci prova ancora sempre nel primo tempo con questa girata. Nella ripresa il Santa Maria è subito insidioso con un calcio di punizione di Bonanno smanacciato in calcio d'angolo dal portiere del Trapani. Poi la formazione di casa ci prova con Pipitone, la conclusione finisce nella curva occupata dai tifosi di casa. Ancora Trapani pericoloso sugli sviluppi di un calcio piazzato. Pane salva sulla linea, poi pallone alto sopra la traversa. Ancora Grieco qui viene salvato dal colpo di testa di Mascari, fuori misura dalla parte opposta, e Bonanno pericolosissimo con questo tiro a giro. Summa si salva in corner sugli sviluppi dell'angolo, pallone dentro di Ventura, il colpo di testa di Diop finisce sul fondo. Ancora Santa Maria, pallone dentro, il colpo di testa, arriva Bonanno, la conclusione sull'esterno della rete. Il Trapani ci prova con questo traversone, smanaccia l'estremo difensore cilentano, poi Musso, il neoentrato va via, vince una mischia in area di rigore, batti e ribatti, alla fine l'ultimo tocco è della difesa cilentana e il Trapani può festeggiare per il gol che vale il 2-1 e la vittoria. Nella finale forcing da parte dei giallorossi, colpo di testa di Diop in uscita, il portiere del Trapani salva il risultato. Proprio allo scadere è anche Johnson a rendersi pericolosissimo, ma nulla da fare e il Trapani a festeggiare per la vittoria. Derby tutto siciliano a Licata, con un Licata che manda giù di classifica sempre di più questo Città di Aciriale. 1-0 la vittoria per la squadra di Romano. Guardiamo il servizio. Il fischio del signor Ursini di Pescara. Virgillito perde il pallone sull'intervento di Cappello, atterrato, c'è il vantaggio. Ouattara carica il Malgino, il tiro alto di poco. Cross sul primo palo, Orlando sfiora il secondo palo, a Giappone praticamente battuto. Cross di Bucolo alle parti di Carbonaro che svetta, però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Pallone a cercare Tumminelli che la prolunga, sfera che arriva a Limonelli, posizione irregolare di Carbonaro, anzi no, si alza all'ultimo la bandierina, quindi episodio da Moviola, era andato in gol Carbonaro. Rotulo contro Guarino, pallone sul destro, le finte di Rotulo sul numero 18, pallone che non arriva sul fondo, Cappello, il tiro, la parata di Giappone. Arriva adesso Bucolo, il cross in mezzo, pallone che viene toccato di testa da Carbonaro, palla che finisce di poco fuori, pallone che lentamente esce alla sinistra di Valenti. Vitolo prova a mettere un po' di ordine, trova a sinistra Cappello, puntualissimo a ricevere la sfera, le finte su Virgillito, pallone sul mancino, cross, Ouattara! E palla che arriva direttamente tra i guantoni di Giappone, ci ha provato in tuffo Ouattara. Il corner di Rotulo, arriva adesso la battuta, Ouattara la gira e gol! Ouattara! Ancora una volta impreparata la difesa
difesa della Cireale, arriva il gol dell'ex Adam Saki, Ouattara la sblocca al 10° della ripresa, Licata 1 a Cireale 0, segna Ouattara che trova il corner di Rotulo e ancora una volta difesa della Cireale ampiamente rivedibile, tutto solo Ouattara la gira sul secondo palo, inerme, immobile. Giappone non ha potuto far altro che vedere la propria rete gonfiarsi. A destra per Mudasiru, quella è la sua zolla, Mudasiru centrale. Il rinvio di Valente, fischietto in bocca, game over, triplice fischio del direttore Ligara e il Licata vince e torna alla vittoria in casa dopo il passo falso con il Canicattì. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Beh, se dobbiamo parlare di crisi, dobbiamo parlare di questa crisi della città di Aciriale. Secondo te, che cosa è successo ad Aciriale quest'anno? Lo scorso anno, insomma, sembrava che erano ad un passo quasi dalla vittoria finale. Sì, però pure loro sono una buona squadra, hanno un grande mister e usciranno fuori pure loro. C'è pressione secondo te dell'ambiente? Perché la piazza di Aciriale è molto esigente. Ma sappiamo tutti i tifosi di Aciriale come sono calorosi, si fanno sentire, ma è questo pure il calcio. Vibonese che pareggia invece 1-1 contro questo FC Lamezia Terme. Domenica prossima ci sarà questo scontro contro la squadra calabrese. Mi hai già dato un pronostico che dà vincente il Catania, però è anche vero che l'FC Lamezia Terme è all'ultima spiaggia. Un'eventuale sconfitta o pareggio vuol dire che probabilmente i giochi sono quasi già fatti. Sì, il campionato è lungo, però comunque una sconfitta subita dalla Lamezia potrebbe già segnare il percorso definitivo per la squadra di mister Ferraro. E questa Vibonese che è lì aspettando magari gli sbagli degli altri, l'avete già incontrata voi? Sì, sì. Che impressione ti ha fatto la squadra di Modica? Sono una grande squadra pure loro, hanno tanta qualità in difesa, in mezzo al campo, se la giocano comunque per il secondo posto secondo me. Tra l'altro sono poche le società che quest'anno con il Catania nel girone hanno investito, no? Sapendo che il percorso del Catania sembra un po' già segnato, no? Prima va via dalla Serie D e prima forse le società investono. Però comunque noi abbiamo visto che Lamezia, Trapani, Vibonese hanno fatto una squadra comunque di tutto rispetto per il campionato. Vedremo come andrà a finire, assolutamente. Adesso ci guardiamo gli highlights proprio del pareggio di Vibonese Calcio contro l'FC Lamezia Terme. Siamo venuti a fabbricare, siamo venuti qua a giocare aperti. Il rammarico qual è? È che 2 o 3 situazioni che abbiamo avuto, 3 contro 1, abbiamo sbagliato negli ultimi 2 minuti, il 3 contro 1, da una palla morta, una zona del campo vacante, con 2 uomini liberi per andare a fare il secondo gol. Prima correggiamo questo, poi andiamo a analizzare il calcio di rigore. Ecco, questo è altre squadre, poi in quella situazione ci fanno il 2-0 e chiudono la partita. Ecco, questa è la lettura della partita. Noi abbiamo avuto 3 situazioni nette nella seconda parte e abbiamo avuto pure situazioni nella prima parte. Contro una squadra, ho detto, molto organizzata, grande intensità, però abbiamo avuto le nostre possibilità, le nostre qualità e la squadra ha interpretato quello che dovevamo fare. Io penso che avete visto tutti poi la parte finale, però ho detto c'è il rammarico perché posso capire qualche volta, 1-2, però su 8, di cui 6 inesistenti, credetemi, inesistenti, là non posso capire più.
là non posso capire, però prima di non capire devo capire e correggere gli errori della mia squadra, alcuni, perché gli errori poi si commettono e gli altri sono bravi poi a sfruttare la situazione velocemente. Se vado a analizzare solo i discorsi dei rigori, io l'ho visto che li fanno qua il rigore netto, per questo dico l'arbitro una parte era vicino, ma era lontano da tutte e due parti, non era posizionato bene a mio avviso, da lontano ha visto che non è rigore, da lontano ha visto che c'era calcio di rigore. In una mischia c'erano tanti giocatori, per questo dico l'errore che abbiamo fatto è di non aver sfruttato quel 3 contro 1, perché quello poi se perdevi palla là era finita la partita, o metti palla là e fai il 2-0. Non l'abbiamo sfruttata per istinto, e quando metti istinto le difficoltà ce l'hai. Però siccome Morana è un giocatore bravo che è in fase di crescita, la prossima volta capirà come deve poi agire in quella situazione. C'è il rammarico, però poi si continua, la squadra non si può dire niente, la squadra ha fatto la partita. Abbiamo dunque chiuso la tabellina riguardante il campionato di Serie D, pronostico già abbastanza chiaro, lo abbiamo detto con il nostro ospite Dario Conti, un pronostico che vede sicuramente al di sopra di tutti questo Catania, con qualche piccola speranza per Lamezia e Vibonese, però insomma tu ormai ci hai giocato contro queste due squadre, sai benissimo che il valore poi in campo si sente e si percepisce, no? Perché poi quando entrate in campo avete già un'idea di chi avete davanti. Sì, assolutamente. Domenica quando abbiamo giocato contro il Catania abbiamo visto subito, noi giocatori in campo, si è capito subito che loro comunque avevano tanta qualità, sono di un livello comunque assolutamente superiore. Ci fermiamo, pubblicità.
Sabato 21 gennaio, in esclusiva, il cabaret di Antonello Costa. Per preparare un minestrone servono ortaggi in quantità. Sala Teatro Le Tre Piramidi, apericena rinforzato anche dal cabaret di Antonello Costa. C'è troppa patata in questo piatto. Troppa patata, troppa e io divento matto. Sabato 21 gennaio 2023, ore 21. Prenotate il vostro tavolo in prima fila. Le donne lo sanno, se non ci infili la carota, il minestrone mica viene. Affrettatevi, Sala Teatro Le Tre Piramidi, Aci Bonaccorsi, Catania. Info 349 30 97 444. Troppa patata, quante volte gliel'ho detto. Troppa patata, troppa e se la porta pure a letto. Oggi la patata gli interessa, ma col tempo sai diventa lessa. Patata. Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Questa è la puntata del mercoledì alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Voglio ricordarvi anche che domani, come al solito, potrete vedere la versione di Penalty on demand con il campionato di promozione, anche se questa settimana si è fermato, e anche i 6 gironi del campionato di prima categoria. Oggi nella puntata, dopo aver parlato del campionato di Serie D, voltiamo pagina e parliamo subito dei 2 gironi del campionato di eccellenza ed iniziamo con il girone A. Domenica si è giocata la 10ª giornata, guardiamo il tabellino degli incontri. Mazzarese.2 batte Parmonval 2-1, pareggio tra Casteldacce e Cus Palermo 0-0, Leonfortese batte Risultana San Lorenzo 1-0, Profavara batte Unitas Sciacca 1-0, pareggio tra Acragas 2018 e Castellammare 1-1, Don Carlo Misilmeri batte Mazzara Calcio 1-0, pareggio tra Nis FC ed Enna Calcio 1-1, Oratorio San Cile e San Giorgio batte Nuova Città di Gela 2-1. In classifica, con il contemporaneo pareggio dell'Acragas 2018 e la vittoria importante della Don Carlo Misilmeri, la classifica nella zona alta si accorcia, anche se la squadra di Nicola Terranova continua ad essere leader indiscussa di questo girone A del campionato di eccellenza. Ma guardiamo il tabellino. Acragas con 24 punti, 22 Don Carlo Misilmeri, 21 Profavara, 20 punti Mazzarese.2 ed Enna Calcio, 18 Mazzara Calcio, 16 Unitas Sciacca, con 15 il Casteldaccia, 12 punti per la Nis FC, 11 punti Castellammare, 10 Leonfortese, con 9 punti Oratorio San Cile e San Giorgio, 7 punti Risultana San Lorenzo e Cus Palermo, 4 per la Parmonval, chiude la classifica Nuova Città di Gela con 3 punti.
Un pareggio che non ti aspetti ferma la corsa dell'Akragas, un'Akragas che insomma quest'anno, Dario, è partita decisamente con il pronostico a suo favore, deve assolutamente e vuole soprattutto ritornare in Serie D. Come vedi questo passo falso interno contro il Castellammare? Ci può stare, l'Akragas è una grande squadra, però comunque è accompagnata da tante altre squadre che possono dire la loro in questo campionato di eccellenza. È anche vero che non è soltanto la Don Carlo Misilmeri che insidia l'Akragas, abbiamo anche altre società, abbiamo la Mazzarese.2, abbiamo l'Enna, la stessa Mazzara, Calcio, quindi credo che ancora una volta questo girone A è un girone ingarbugliato, quelle 5-6 squadre che ogni anno puntualmente sperano di vincerlo questo girone, e tu che lo hai fatto sai benissimo che ogni partita è un terno al lotto. Sì, io l'ho fatto questo girone e posso dire che è un campionato complicato. Infatti vediamo la classifica, sono tutte là lì, sopra tutte strette, è vero. Lì. Ma in questo momento, guardando questa classifica e questi risultati, continui a pensare che insomma l'Akragas è veramente la squadra da battere, le altre possono tentare poi la carta solo dei playoff? Oppure pensi che la stessa Don Carlo o qualche altra squadra possa ancora insidiare la squadra agrigentina? Io penso che comunque il campionato è ancora lunghissimo, sono tutte quante lì, ci sono squadre come la Don Carlo Misilmeri, l'Enna, la Pro Favara che secondo me diranno la loro. Quindi ancora tutto apertissimo. Sì, D'altra parte poi tu lo sai, a dicembre c'è il calciomercato, molte squadre insomma si rimettono ancora in sesto con qualche acquisto che può fare poi la differenza in questa parte seconda del campionato. Bene, guardiamoci gli highlights e anche le interviste post partita dopo questo pareggio tra Akragas 2018 e Castellammare. Sicuramente è mancato un pizzico di fortuna, credo. Abbiamo creato tanto come ci capita dalla prima giornata del campionato, non siamo stati bravi a chiuderla, poi credo sull'unico tiro in porta degli avversari, sul calcio piazzato abbiamo perso la marcatura e abbiamo preso gol, però non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi, anche perché ho visto grande voglia di trovare la vittoria fino alla fine. Ti ripeto, la sorte non è stata dalla nostra parte, però il campionato non era finito alla nona giornata, non è finito nemmeno oggi, quindi per noi il percorso continua. È chiaro che un pareggio in casa per una squadra che ambisce alla vittoria finale non è mai un buon risultato, però andiamo avanti, guardiamo avanti, già la prossima settimana affrontiamo una partita difficile e cominceremo a prepararla già da martedì. Ti ripeto, è chiaro che dobbiamo migliorare la fase realizzativa, dobbiamo migliorare sicuramente sotto l'aspetto tecnico, perché nel primo tempo abbiamo perso 12 palloni nella nostra metà campo e sono tanti. È una partita difficile, d'altronde sapevamo la forza di questa corazzata che insomma non devo presentarla di certo io. Noi fra l'altro arrivavamo con delle assenze pesantissime perché 2 dei nostri giocatori più importanti non c'erano. E ho chiesto ai ragazzi di fare una partita molto attenta, molto accorta, cercando di curare i dettagli, perché sappiamo che l'Akragas può fare male in qualsiasi modo. Devo dire che i ragazzi sono stati veramente formidabili oggi. Non abbiamo mai quest'anno fatto una prestazione che fa parte delle mie squadre, e quest'anno non avevamo fatto mai una prestazione di questo tipo. Alla minima difficoltà ci eravamo sempre disuniti. Oggi contro una squadra formidabile che secondo me vinceva il campionato, i ragazzi mi hanno dato una grande dimostrazione. Quindi non è il punto, ma è come è arrivato il punto.
Cade in casa il Mazzara Calcio contro una Don Carlo Misilmeri che con questa vittoria, come abbiamo detto poc'anzi, accorcia la classifica contro l'Acragas 2018. Guardiamo gli highlights. Si torna al Nino Vaccara di Mazzara del Vallo per la sfida tra Mazzara e Don Carlo Misilmeri. Torna ad affrontare una squadra mazzarese dopo, per l'appunto, la mazzarese, una compagine di mister Sasao Utro che ha l'obiettivo di mantenere la striscia di risultati utili consecutivi ancora imbattuta in questa stagione. La compagine biancorossa priva di Pietro Balistreri, ma che si affida a Mario Secan come riferimento in avanti. E si comincia subito con il racconto della partita del Vaccara con un calcio di punizione battuto da Lonigro sul secondo palo. C'è Cosentino, il quale non riesce a colpire bene col sinistro, la palla si perde fuori. Inizia bene la Don Carlo Misilmeri che qui parte in contropiede, palla recuperata da Mendola, poi la palla di Concialdi per Iraci che non riesce a calciare, viene chiuso molto bene da Bertoglio, poi calcio d'angolo. Risponde il Mazzara con questa palla recuperata da Saia, il quale prova a far correre Gomez, incrocia col destro il numero 11, la palla si perde di poco al lato alla destra di Simone Marino. Calcio di punizione poi per la Don Carlo Misilmeri, finta di calciare Concialdi, poi Lonigro tocca per Iraci, conclusione deviata, blocca senza problemi il numero 1 Canarino. Oggi Mazzara senza il proprio allenatore Marino squalificato, ma che attacca sulla sinistra con Bertoglio, il servizio al limite per il tentativo bloccato senza grossi problemi. Poi un calcio d'angolo, la finta di battuta di Concialdi che riprende la rincorsa, batte col sinistro, la palla spiova in aria, prova a colpire Secan, ma anche in questo caso viene ostacolato da un difensore. Occhio al calcio di punizione per il Mazzara, lo batte Camarà, il quale fa spiovere questo pallone, allontana Giuliano sui piedi di Federico, conclusione al volo di destro deviata, ancora in calcio d'angolo. Eccolo qui il corner che ne consegue, ancora battuto dal numero 7, la palla che viene colpita poi di testa con la sfera che si perde sul fondo. Altro calcio piazzato, questa volta è una punizione per il Mazzara. Ci vuol provare Federico che infatti cerca la porta, bravissimo Simone Marino a mettere il pallone in calcio d'angolo, occasionissima per il Mazzara che poi ha un'altra occasione sul calcio d'angolo che ne consegue con la palla a spiovere di Camarà, il colpo di testa in precario equilibrio da parte di Pirrello con la sfera che si perde fuori, ma attenzione a questa palla gol gigante per il Mazzara, sempre Camarà dalla bandierina, la palla rimane all'interno dell'area, Longo che calcia, ma calcia malissimo e Marino si salva il Misilmeri che poi prova a ripartire in contropiede con Lucera, il quale porta a spasso la difesa del Mazzara, il tocco per Concialdi, il quale sterza, manda al bar Duarte e poi calcia sui piedi di Franco che salva i suoi. Concialdi viene fermato da Pirrello, la sfera arriva a Caracappa, il cross per Cosentino in posizione regolare, calcia Alberto Cosentino e segna al minuto 96 il gol che porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri, l'esplosione di gioia di tutta la formazione biancorossa e di mister Utro che corre ad abbracciare anche i vecchi sostenitori arrivati fino al Nino Vaccara, ed è questo il gol che regala 3 punti d'oro alla Don Carlo Misilmeri che espugna ancora una volta il Vaccara. Dopo la Mazzarese in Coppa, anche il Mazzara in campionato si ferma. La striscia dei giallo-blu alla prossima. Mi sono lasciato la Nissa per ultimo perché insomma con te mi sembra giusto parlare di questa squadra. Caltanissetta è una grandissima realtà, lo abbiamo sempre detto, il miracolo di Arialdo Giammusso non è riuscito, adesso quest'anno hanno resettato tutto, terzo allenatore Sferrazza e devo dire che con lui qualche risultato è arrivato perché guarda caso hanno pareggiato contro un'Enna che è di grande qualità. Sì, stiamo parlando di una squadra blasonata. Poi quest'anno hanno avuto vari problemi,
però adesso stanno riuscendo a fare punti. L'Enna Calcio come la vedi? La squadra di Strano è sempre molto arcigna, è difficile da battere, credo. Ci sono dei giocatori che comunque conosco, con cui ho giocato e sono una grandissima squadra. Fa l'esperienza tantissimo, no? Gente come Arcidiacono, Cosimano, io credo che questi sono giocatori che veramente ti fanno la differenza nel campionato di eccellenza. Eh sì, sono giocatori che comunque anche negli anni passati hanno fatto sempre la Serie D, quest'anno si trovano in eccellenza e sapranno dare la loro Saranno mano. costretti a vincere un altro ennesimo campionato, perché insomma ultimamente lo hanno vinto quasi ogni anno. È il momento adesso di voltare pagina e parlare subito del girone B. Anche qui la 10ª giornata, guardiamo il tabellino degli incontri. Città di Taormina, Real Siracusa Belvedere 1-1, Modica Calcio batte Leonzio 4-0, Milazzo batte SC Palazzolo 1-0, Virtus Ispica 2020 Nebros 1-1, Santa Croce batte Città di Comiso 3-2, Mazzarone batte Città di Acicatena 1-0, Ionica FC batte Rocca Acquedolcese 3-1 ed infine vittoria fuori casa della nuova Igea Virtus 4-0 contro il Siracusa Calcio. Beh, è una vittoria che non ti aspetti, complimenti per la squadra di Ferrara che vince addirittura in un campo difficilissimo come quello di Siracusa. Guardiamo la classifica. Nuova Igea Virtus 22, 21 per il Città di Taormina, 20 Rocca Acquedolcese e Modica Calcio, 19 Nebros, con 16 punti Siracusa Calcio, con 15 Ionica FC, 14 punti Real Siracusa Belvedere e Leonzio 1909, 11 punti per Santa Croce e Mazzarone Calcio, 10 per il Città di Comiso, con 9 Milazzo e Virtus Ispica 2020, 5 punti per l'SC Palazzolo, chiude la classifica il Città di Acicatena con 4 punti. Beh, partiamo da questo big match, Siracusa e Nuova Igea Virtus, due squadre blasonate, come andrà a finire secondo te? Pure da questa parte nel girone B vediamo che tutte le squadre che ambiscono a vincere il campionato sono lì sopra, a pochi punti di distanza. E tra l'altro sono anche attrezzate, no? Spendono e hanno speso dei soldi che insomma poi potrebbero anche non portare al risultato finale, perché soltanto una viene ammessa direttamente alla Serie D, le altre poi giocheranno i playoff, ma sappiamo benissimo che i playoff sono difficilissimi, non soltanto quelli regionali ma soprattutto poi quelli nazionali. Ma tra Igea Virtus e Siracusa c'è questa differenza di 4 reti? Sono partite, vuol dire che comunque l'Igea è riuscita a prevalere sul Siracusa quest'oggi. Un Siracusa che tra l'altro insomma da qualche settimana ha il nuovo allenatore Gaspare Cacciola, vincente, per cui probabilmente deve ancora quadrare la situazione, anche se io credo che ora a dicembre provvederanno con qualche nuovo innesto, no? Perché poi dicembre serve anche per questo. Sì, il mister Cacciola è un mister assolutamente preparato, ha fatto benissima gara, ha vinto il campionato, sicuramente a dicembre faranno degli acquisti e potrebbero ancora rientrare. Beh, allora a questo punto guardiamoci gli highlights, la vittoria della nuova Igea Virtus 4-0 sul campo del Siracusa. I giallorossi di Pasquale Ferrara, dopo aver sconfitto sempre gli azzurri di Cacciola mercoledì in Coppa al Dalcontres, estromettendoli dalla competizione, concedono il bis a distanza di 4 giorni anche fuori casa e con un netto 4-0. Grazie alle immagini forniteci dal Siracusa Calcio andiamo a vedere la sintesi con la sfida che si apre con il Siracusa vicinissimo al vantaggio per 3 volte, prima con Ficarotta il cui sinistro da fuori si perde a fil di palo, poi con Savasta che calcia sul portiere da posizione vantaggiosa e infine con Belluso che di testa in tuffo non trova incredibilmente la porta da 0 metri. Bersaglio che al primo vero affondo centra invece l'Igea Virtus quando Silipigni raccoglie l'invito di Sglo e col sinistro mette alle spalle di Giordano, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per Silipigni è la seconda rete in campionato. Gli azzurri non ci stanno e sul ribaltamento di fronte solo la traversa nega alla punizione di Ficarotta la gioia del pareggio. Insistono i padroni di casa che poco dopo reclamano anche un calcio di rigore per un presunto mani
mani in aria, ma il direttore di gara lascia giocare. Poi Ligia Virtus torna a spingere e dopo il doppio intervento di Giordano sulle conclusioni di Ido, Iaga e Flores, i giallorossi raddoppiano al tramonto del primo tempo quando l'incontenibile Isgro inventa il gol della domenica con una sassata da posizione defilata che fulmina Giordano, facendo così Siracusa 0, Ligia Virtus 2, e per Isgro si tratta della sesta rete in campionato. Nella ripresa parte nuovamente forte il Siracusa che la potrebbe riaprire prima da corner, ma gli azzurri si divorano il gol da pochi passi e poi con Belluso che trova invece un super di Fina a sbarrargli la via della rete. Ligia Virtus non sta comunque a guardare dopo la botta di Biondo al 62esimo che si perde di poco al lato e la conclusione ancora dei giallorossi murata dalla difesa di casa. I barcellonesi mettono a segno anche la rete del Tris al minuto 85 con Aveni che ruba palla all'avversario e poi col destro batte sul primo palo Giordano, chiudendo di fatto il match. Per Aveni invece è il secondo gol in campionato. Non si ferma la squadra di Ferrara che all'89esimo cala anche il poker con De Gaetano che da fuori supera Giordano, non esente da colpe, fissando il punteggio sul definitivo 4-0 per i suoi. Ligia Virtus sale in classifica, quota 22 punti e si porta al comando del girone in solitaria, mentre il Siracusa rimane fermo a quota 16. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Siracusa dunque che perde in casa, mentre pareggia in casa il Città di Taormina, non sfruttando il turno interno per rimanere nelle zone alte della classifica. Pareggia in casa contro la squadra di Vittorio Iemma, il Real Siracusa. Nel frattempo stiamo già guardando qualche immagine. Città di Taormina al secondo posto, un punto di distacco contro la nuova Igea Virtus. Beh, a questo punto sono tutti là, tenendo presente poi che a 20 punti abbiamo sia la Rocca Acquedolcese e questo Modica Calcio di cui si parla tanto bene. Sì, pure Modica in questo campionato sta riuscendo a dire la sua, però troviamo anche il Taormina che è una grande squadra. Un Taormina che in questo momento tra l'altro è anche impegnato nella ristrutturazione del proprio campo, che diventa un punto fondamentale. Colgo l'occasione per fare una domanda un po' cattivella, anche se lui è soltanto un tesserato del Canicattì. Voi avete il problema per esempio del campo, non avete una vostra struttura perché la vecchia struttura non è assolutamente adatta per giocare in Serie D. Questa cosa vi fa un po' soffrire perché non c'è il collante con i tifosi. Questa è una cosa, tra virgolette, negativa, che ci penalizza comunque, anche perché se ne andiamo a vedere i risultati che abbiamo fatto, in casa abbiamo fatto pochissimi punti, però i punti li abbiamo fatti tutti quanti fuori casa. Beh, il fatto che li avete fatti fuori casa è buono, no? Perché è la dimostrazione che ve la giocate fuori, non per niente domenica comunque al Cibari avete fatto una bellissima partita. Sì, assolutamente, però mi riferivo che comunque giocando noi all'Esseneto di Agrigento ci troviamo male con il Mandelboso, non ci riusciamo ad esprimere al 100% il nostro gioco. E poi io parto dall'idea che ogni squadra con il proprio campo inquadra le misure che poi si ritrova puntualmente ogni 15 giorni, per cui inquadrando le misure è un altro tipo di gioco che poi puoi mettere in campo, no? Credo che sia fondamentale questa cosa. Sì, è una cosa che incide, però ti ripeto, il Mandelboso comunque diciamo che non è nelle migliori condizioni, quello dell'Esseneto, e stiamo andando un po' in difficoltà. Non è un alibi, però è un dato di fatto. C'è pure da dire questo. Non è successa questa cosa comunque al Massimino, perché mi ha detto che domenica c'era un campo meraviglioso, no? Sì, il Mandelboso del Massimino era spettacolare. E chiudiamo la parentesi del campionato di eccellenza, però attenzione, adesso arriva la cartolina di Giampaolo Montineri.
Ciao Gold TV, ciao Ettore. Weekend uggioso, novembre, finita anche l'estate di San Martino, iniziamo a fare anche il cambio stagione. Questa è la libertà massima d'espressione del mare, quando non c'è gente, e nel suo stato d'animo migliore, nella sua libertà infinita. Sulla sinistra trovate la famosa rotonda di Avola, conosciuta anche dal punto di vista sportivo, importante perché fu la tappa del Giro d'Italia, dove si creò proprio uno spartito, un copione spettacolare. Giro d'Italia che non sarà in Sicilia per la prossima edizione. Ma perché? Perché da qui? Perché abbiamo bisogno di una rotonda, di una giostra, per poter scambiarci il giro. Girone A e Girone B di eccellenza in questo weekend si sono fatti male, nel senso che sono venute a mancare delle certezze. Nel girone A la certezza Enna e l'Akragas, che comunque hanno lo scricchiolio, credo, anche di resistenza mentale, magari qualche infortunio in più, ti vengono a mancare delle pedine. Ecco, la resistenza è il giro di giostra, un altro giro per correre più velocemente, per arrivare alla settimana che va dall'1 dicembre, all'apertura del calciomercato. Si è in una fase di insofferenza totale in tutte le squadre, da quella che è ultima a quella che è prima. E proprio il punto di osservazione è questo. Poi andando ad analizzare i risultati, la forza del Misilmeri soprattutto è la continuità della Nissa. Dopo 2 allenatori hanno trovato per assurdo in casa la quiete, e questo ti fa riflettere moltissimo. Il calcio è realmente un qualcosa che non puoi calcolare, ma puoi iniziare a vedere cosa realmente può migliorare. È tutto un discorso di programmazione, da vedere cosa hanno in mente nel futuro breve o nel futuro prossimo, intermedio, perché poi intermedio sono 5 partite ancora per arrivare alla conclusione del girone di andata. Ecco, un organo che viene chiamato tale, che è quello che si rigenera, potrebbe non subire l'effetto positivo, il fegato, perché c'è molta acidità da questo punto di vista, e il fegato non lavora bene. Fa capire un po' anche i risultati, soprattutto i 4-0 subiti, perché sia Leonzio che Siracusa hanno subito un 4-0 pesante. Potrai dire che tu quello che hai costruito non lo hai realizzato, e dall'altro lato sono stati cinici. Oppure una giornata nefasta, non degli attaccanti ma del proprio portiere. E come fai? L'unica cosa che devi fare è che non puoi tirarti indietro, altrimenti tiri giù la saracinesca e fai come tanti altri. Non avevo la condizione di andare avanti, ma non è così. Incide molto il 4-0 dell'Igea sulla Siracusa, molto. Ha fatto male nell'interiorità, non ti puoi attaccare più a nulla, non puoi stare lì a giustificare l'arbitro, il rigore, il fuorigioco. Manca totalmente carattere e unione di intenti, non tanto nella dirigenza, o forse anche nella dirigenza, ma quanto in quello che si è addentrato dentro l'organico. La colpa di chi è? È facile darla a un direttore sportivo, a una dirigenza, a un allenatore che non c'era. Per assurdo Mascara era molto più attivo di Cacciola nel primo mese di lavoro. Cacciola squalificato, Mascara non, diciamo, soltanto una squalifica, e i punti erano diversi, ma anche gli sconti erano diversi. Quindi non so, equilibrio, squilibrio, fatto sta che comunque il Leone è molto arrabbiato e molto triste a Siracusa. Tra l'altro 6 punti dalla prima, sconti diretti quasi nulli, e cosa vuoi fare in campionato? Adesso chi è indietro che deve rincorrere intanto deve farsi un obiettivo minimo, le 5 vittorie consecutive. È la stessa cosa che sta accadendo all'Enna nel girone A. Nella zona salvezza adesso rischia molto il Palazzolo, perché non dà continuità, non vince. E quando esci fuori dal terreno amico, era uno scontro dietro col Milazzo, non è andata oltre la sconfitta, con poco gioco realmente, sia da uno che dall'altro, però vince chi ha fatto gol prima e chi comunque non ha sofferto. Gli highlight sono questi. Il Mazzarrone è una gran bella novità, la testardaggine, il coraggio e la determinazione dei Racinari gli sta dando ragione. Santa Croce che vince a Comiso, Santa Croce che ha il nuovo direttore sportivo, ex Comiso. Immaginate le domeniche che cosa è stato là. E niente, 5 giornate alla conclusione, e come dicono a Beri, mezzete per tutti, qua per qualcuno anche, perché
meglio non parlare, assolutamente. Ciao dal mondo. Siamo in chiusura della nostra trasmissione, oggi ospite del nostro appuntamento con Penalty, Dario Conti, difensore del Canicattì, che viene da una bellissima partita domenica scorsa contro il Catania, un Canicattì che ha sorpreso in positivo perché rispetto a tante altre squadre non si è chiuso, anche se giustamente era molto guardingo, però ha cercato di sfruttare le proprie occasioni. Hai detto bene poc'anzi all'inizio della puntata, non passava certamente da Catania la partita della vostra tranquillità, della vostra salvezza, ma per esempio adesso domenica giocate uno scontro quasi diretto, anche se la Mariglianese è all'ultimo posto. Io direi che questo qui è uno scontro diretto, comunque siamo in casa e dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi. Dopodiché tu pensi che in società ci sarà qualche cambiamento nella rosa con l'arrivo di dicembre oppure pensate di rimanere così? Ma guarda, questa è una domanda che devi fare. Lo immaginavo. Tu rimani però, sì? Penso di sì. Penso di sì, anche perché mi hai detto che ti sei trovato benissimo a Assolutamente. Canicattì, che è una cittadina molto, molto accogliente, molto disponibile e che ha fame di calcio, perché tu lo sai, insomma Canicattì ha una storia, ha disputato tantissimi campionati tra i professionisti. L'idea di essere ritornato nel campionato di Serie D è una cosa che ha dato forza a tutto l'entourage, a tutto l'ambiente della cittadina, e questa è una cosa che ci riempie enormemente di piacere. Bene Dario, allora intanto grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per il proseguo della stagione, ti aspetto di nuovo a Penalty, magari con l'anno nuovo, per festeggiare una tranquilla salvezza che è l'obiettivo del Canicattì. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie a Dario Conti, ospite della puntata odierna di Penalty, trasmissione che si conclude qui. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, come al solito alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Voglio anche ricordarvi che giovedì, al solito, la puntata di Penalty on Demand vi porterà nel mondo del campionato di promozione e nel campionato di prima categoria, puntata che potrete vedere come al solito sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo oppure sul social Facebook Penalty. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.